Ciao a tutti, ciao a tutte. Io ringrazio ovviamente gli amici di Treviso per questo invito, anch'io ringrazio tutti i militanti che anche questa sera stanno lavorando a questa festa. È sempre bello tornare nella culla della Lega Nord, nella culla della Liga Veneta, perché tutto cominciò a Treviso con Paolo Gobbo, che c'era dall'inizio, con Paolo Rossi, con delle persone che hanno creduto nell'autonomia e nel federalismo da sempre, da più di 30 anni, che hanno dato la forza alla Lega di avere da quasi 20 anni il capoluogo governato dalla Lega Nord, che ha la provincia con Leo Muraro guidata dalla Lega, che ha la regione con il nostro governatore Luca Zaia, il miglior governatore d'Italia, e questo dimostra cos'è la Lega, perché i giornali cercano sempre di accentuare le questioni interne, le questioni delle quali non ne frega niente, giustamente, perché all'elettorato, alla nostra gente non interessano le questioni interne, alla gente interessano i problemi dell'economia, arrivare alla fine del mese in una situazione del paese che è assolutamente drammatica. Con il ministro Monti mi ricordo, con il governo Monti mi ricordo Berlusconi, ve lo ricordate anche voi, un anno fa, grosso modo un anno fa, poco più di un anno fa, quando Berlusconi ci raccontava che i conti del paese erano a posto, che i ristoranti erano pieni, che l'economia italiana andava bene, e si vede che a Roma c'è una specie di epidemia, perché adesso le stesse cazzate le diceva Monti, quindi dice che la crisi è finita e finalmente si vede la luce in fondo al tunnel. Gli ha risposto Marchione dicendo che probabilmente è la luce del treno, perché siamo in una terra come questa, una terra operosa come il nostro Veneto, abituato a lavorare solo, a pagare le tasse, e quando il governo, i vari governi, perché purtroppo se ancora oggi si parla di federalismo, che è la battaglia da sempre della Lega e ancora oggi non c'è, è perché chi è stato a Roma, chi comanda, perché alla fine il potere centrale, la Lega va là a dar battaglia, ha sempre dato battaglia, ma là c'è un sistema di potere che tende a non cambiare mai, e quindi quando governo dopo governo hanno messo sempre più tasse, hanno sempre chiesto di più alla gente, ovviamente sempre di più alla gente del nord, che è sempre quella che paga le tasse. E la nostra gente è sempre stata abituata a dire ci sono più tasse, lavoro un'ora in più, lavoro il sabato, lavoro la domenica, ma veramente adesso siamo in una situazione che non si regge più, con i giovani che non trovano posto di lavoro, con chi ha 40-45 anni che esce dal mondo del lavoro perché non ce n'è più per nessuno e gli viene risposto che è vecchio per entrare nel mondo del lavoro a 40 anni, con una situazione economica devastante, con il governo Monti che in un anno l'unico risultato che ha ottenuto è stato impoverire ancora di più le nostre famiglie e le nostre imprese. E la misura di questa azione centralista di questo governo è anche quello che è successo con le perquisizioni di ieri, di questi giorni, che ricordano un po' la vicenda dei Serenissimi, ce la ricordiamo bene noi in Veneto. Perché quando c'era il ministro dell'Interno Roberto Maroni, la prima preoccupazione delle forze dell'ordine, che evidentemente prendono ordini da chi governa, era quella di combattere la mafia, di combattere l''ndrangheta, di combattere la camorra, e con Roberto Maroni nella lista dei primi 30 super ricercati 28 su 30 sono stati assicurati da Patria. E adesso la preoccupazione è andare a perquisire le case di alcuni poveracci che per carità avranno le loro idee, e in un paese democratico ognuno vorrebbe avere il diritto di dire le proprie idee liberamente, perché questa è democrazia, Solo in Italia si perseguitano le idee,
E qua vediamo il trattamento che riceve questa gente, c'è anche gente di 70 anni che ha subito questa vicenda, che gli hanno trovato le armi. Se perquisissero la casa di Flavio Tosi troverebbero 3 pistole e 3 fucili, o il porto d'armi, la licenza di caccia, detengono legittimamente delle armi. Ma questo è quello che dà a avere la pubblica informazione spesso e i grandi mezzi di informazione. I problemi del paese non sono quelli. Se ci sono dei criminali da cercare, ne abbiamo avuto prova a Treviso e in Veneto, ne abbiamo avuto prova al G8 di Genova, ne abbiamo prova in Val di Susa, quelli che mettono a ferro e fuoco la Val di Susa, che attaccano le forze dell'ordine, quelli sì sono il corpo paramilitare, che sono tutti a piede libero, perché quelli lo Stato e il governo non se li va a prendere, perché quelli sono figli della sinistra e quindi sono ben pensanti e non si toccano. Gli unici da perseguitare sono i pericolosi eversivi della Lega, perché il vero pericolo alla fine siamo sempre noi, perché siamo quelli che vogliono cambiare le cose, che hanno sempre voluto cambiare le cose e abbiamo sempre pagato e taciuto. Io sono stato quest'anno in ferie in Calabria, il comune di Reggio Calabria ha approvato in agosto di quest'anno il bilancio consuntivo del 2010. E perché hanno approvato? Dopo vediamo quale bilancio è. L'hanno approvato con più di un anno di ritardo, perché l'hanno approvato con 118 milioni di euro di passivo. 118 milioni di euro di passivo. Il comune di Reggio Calabria viene governato fino al 2010 da colui che oggi è il governatore della Calabria, Stupelliti, che siccome ha ben amministrato il suo comune, oggi governa la regione. È un po' la invece di quello che succede in Veneto. Da noi i bravi amministratori vanno a fare i presidenti della regione, da loro i pessimi amministratori vanno a fare i presidenti della regione. Questa è la differenza che c'è in questo paese. Da noi la gente vota Flavio Tosi, Giancarlo Gentilini, Paolo Bobo, Luca Zaia, Leo Moraro, Federico Canelli, tutti i nostri rappresentanti, e li vota perché ci si riconosce, non vota gente perché dice è come me, perché mi difende, perché mi rappresenta. Ci sono parti del paese dove la politica non esprime, non dico il meglio, non è che neanche è rappresentativa, rappresenta il peggio della società. Quando Roberto Moroni ha fatto quella battaglia sacrosanta di ricaricare sui barconi che arrivavano sulle nostre coste per rimandarli nel Nord Africa, per difendere la nostra economia, le nostre famiglie, la nostra società, l'unica cosa che purtroppo non ha potuto fare, ma se si poteva, si sarebbe dovuta fare, era mettere su quei barconi anche buona parte della classe politica di quella regione. Avremmo fatto veramente un gran servizio a quelle popolazioni, perché purtroppo lì la politica spesso esprime il peggio. Tu guardi che cambia al centro-destra e magari un mezzo bandito, guardi che cambia al centro-sinistra, sono le due facce della stessa medaglia. E il motivo di questo qual è? Il motivo di questo è che nel nostro paese, cosa unica che non succede in nessun paese occidentale, normalmente chi produce ricchezza, chi governa l'economia è anche chi prende le decisioni politiche e quindi decide come gestire il denaro. È normale che sia così. Quando la Germania si è riunificata, c'è una parte più avanzata, più ricca, una parte più povera, più arretrata, la Germania Ovest, la Germania Est. La Germania Ovest ha messo i soldi e ne ha messi tanti. La Germania Ovest ha deciso come spendere i soldi e oggi la Germania è la locomotiva d'Europa, con la Merkel che giustamente difende il popolo tedesco, perché se noi parliamo di federalismo, che il messaggio qual è? Che chi produce ricchezza è giusto che provi a tenersela almeno una parte sul suo territorio e chi fa i debiti si li paga. E la Merkel dice che i tedeschi si pagano i debiti dei tedeschi, ma che gli italiani si pagano i debiti fatti dall'Italia. Questo è federalismo, perché non possiamo pretendere che qualcun altro paghi i debiti che ha prodotto Roma e che ha governato Roma per decenni. Dicevo, qual è il problema dell'Italia? Il problema dell'Italia è che il nord ha il potere economico e il nord politicamente non conta un cazzo. Questo è il vero dramma dell'Italia. E questo dipende da noi,
saputo ben scegliere qua a Treviso con 20 anni di sindaci della Lega, con gente, con Paolo Robbo, con gente preparata, capace, con giovani come Federico, con Leo Muraro, con Luca Zaia. Avete scelto, abbiamo scelto come essere ben governati. Dobbiamo anche imparare a scegliere come farci ben rappresentare a Verona. Perché noi, io lo dico da sindaco, e a Verona siamo riusciti a fare legge della Lega insieme a delle liste civiche, lasciando fuori il PD e il PDL, perché questo è il futuro del Nord anche a livello comunale. Perché bisogna scegliere, bisogna essere coerenti. La Lega dice le stesse cose in comune a Verona, in comune a Treviso, in provincia di Treviso, a Venezia con Luca Zaia e a Roma con Roberto Maroni e con i nostri parlamentari. Invece quelli che vengono candidati ed eletti nel PD e nel PDL, anche nel nostro Veneto, vi vengono a chiedere i voti perché dicono di difendere il Veneto, ma poi quando sono a Roma votano contro di voi e votano contro il Veneto. Perché siccome questo governo è un governo che sta massacrando il Nord e sta massacrando il Veneto, chi gli sta dando forza sono il PD e il PDL, e quando c'è da votare la fiducia, gli eletti in Parlamento del PD e del PDL del Veneto votano regolarmente contro il Veneto. L'anno prossimo in